Cadoneghe uccide la moglie malata da tempo e tenta di togliersi la vita con un coltello. L'uomo piantonato in ospedale in stato di arresto. Scivola nel ghiaccio, perde l'equilibrio e precipita per 200 metri sugli off di Montasio nelle Alpi Giulie. A perdere la vita un escursionista 48enne di Milano, il dramma sotto gli occhi del fidanzato. Nel pomeriggio in una roviga listata, lutto e funerali dei 3 giovanissimi morti nello schianto di Grignano Polesine, le lacrime degli amici, palloncini e rombo delle moto per l'addio ai ragazzi. L'obbligo Green Pass chiede alla farmacista una falsa vaccinazione in cambio di denaro, ma viene denunciato per istigazione alla corruzione. 45enne infermiere Novax Bassanese denunciato. Caro carburante, la CGIA di Mestre stima che quest'anno le casse dello Stato incasseranno un extragettito di circa 1 miliardo di euro, 120 milioni dal Veneto. Ufficializzata la candidatura di Andrea Martella per la segreteria regionale del Partito Democratico, me lo chiede il territorio, obiettivo ricostruire il partito in vista delle regionali 2025. Centenario Alpini di Treviso, stamane le ultime staffette, poi l'arrivo in città per le prime cerimonie, stasera i cori nelle piazze, diretta su Antenna 3 dalle 20, domani mattina lo sfilamento che la nostra emittente seguirà dalle 7.50. 20 mesi dopo l'ultimo concerto, ieri sera lo spettacolo e la musica sono tornate al Teatro Geux di Padova, sul palco la PFM e le note di De André. Buonasera, ben ritrovato, edizione regionale nei nostri notiziari. Dunque l'avete sentito dai titoli, in primo piano la tragedia avvenuta a Cadoneghe in provincia di Padova. Un anziano ha ucciso la moglie malata da tempo e poi ha tentato di togliersi la vita. L'uomo ora è piantonato in ospedale in stato di arresto. Non riusciva più a vederla soffrire a letto, un peso che portava da anni, e così con un cuscino l'ha soffocata, poi ha preso 2 coltelli da cucina e si è ferito al petto. Il dramma si è consumato questa mattina all'alba tra le mura di questa casa nelle campagne di Cadoneghe, prima periferia padovana. Ferruccio Bosello, 84 anni, ha ucciso la moglie Natalina Milani, 81 anni, che da tempo era malata, poi ha tentato il suicidio e ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Padova. A scoprire la tragedia è la compagna del figlio la coppia che, come ogni mattina prima di andare al lavoro, passava a salutare gli anziani suoceri. Ha trovato Ferruccio agonizzante in cucina e Natalina esanime a letto. Ha chiamato il compagno e i carabinieri, giunti subito sul posto. Natalina da 3 anni era malata di Alzheimer, una situazione seguita anche dal comune. Il sindaco Marco Schiesaro è corso subito a porgere le condoglianze. Noi conoscevamo la situazione di lei per la malattia, la patologia che aveva, era anche seguita in base alle richieste della famiglia e si andava anche a un controllo domiciliare. La signora era malata ormai da tempo, da 3 anni ormai. Una famiglia tranquilla, unita nell'affrontare il dolore per la malattia di Natalina. Venerdì sera, l'ultima cena, tutti assieme. Ferruccio era apparso sorridente, nulla lasciava presagire la tragedia imminente. Ed ancora cronaca con un'altra tragedia, questa volta sulle Alpi Giulie. Un'escursionista veneziana ha perso la vita sotto gli occhi del compagno. Una 48enne di Milano ha perso la vita scivolando per circa 200 metri dopo aver perso aderenza nell'attraversare un canalino ghiacciato sul gruppo del Montasio nelle Alpi Giulie, nel comune di Chiusaforte, in provincia di Udine. Venerdì sera aveva dormito con il compagno in un rifugio raggiunto partendo dai piani del Montasio e la mattina avevano deciso di proseguire lungo un sentiero attrezzato, ma poco dopo la partenza la 48enne è scivolata. Indossava un vecchio modello di ramponi a 10 punte. Il compagno ha raccontato di essere andato avanti in perlustrazione e aver deciso subito di tornare indietro, essendosi reso conto che l'itinerario era a tratti ghiacciato e con neve, quando poi ha visto precipitare la compagna. È riuscito a riattraversare per raggiungerla, cercando un punto favorevole per riuscire a chiamare i soccorsi, ma è dovuto scendere ulteriormente. Sul posto poi sono giunti l'elisoccorso regionale, la Guardia di Finanza e il soccorso alpino stazione di Cave del Predil. L'equipe tecnico-sanitaria è stata sbarcata sul posto con il berricello, ma il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna. L'elicottero ha provveduto a imbarcare l'uomo, mentre la salma è stata recuperata dalla Protezione Civile e portata presso la sede più vicina della Guardia di Finanza in attesa dell'arrivo dei familiari.
Dramma del volo: nel tardo pomeriggio di oggi ha perso la vita un parapendista cecoslovacco di 34 anni. L'uomo è precipitato all'altezza della pizzeria Antica Abbazia a Borso del Grappa a causa di un avvitamento incontrollato della vela che ha fatto perdere totalmente il controllo al pilota, che si è schiantato al suolo. Inutile ogni tentativo di soccorso dei sanitari del SUEM 118 che hanno tentato il tutto per tutto, ma per il 34enne non c'è stato nulla da fare. Ed ora invece parliamo di Green Pass. Scoperto il primo caso acclarato di richiesta di falsa vaccinazione denunciato dai carabinieri un infermiere bassanese. Green Pass obbligatorio, richiede una falsa vaccinazione in cambio di denaro, ma viene denunciato per istigazione alla corruzione. Protagonista è un 45enne bassanese di professione infermiere, contrario ai vaccini. Così contrario che ha pensato bene di corrompere una farmacista per farsi fare una finta iniezione del siero anti-Covid in cambio di una somma di denaro e farsi rilasciare un certificato verde per lavorare. Ma non ha fatto i conti con l'integrità della professionista, titolare della farmacia di Viale Scalabrini in città, che dopo aver rifiutato 5.000 euro in contanti che l'uomo aveva tirato fuori dalle tasche dei calzoni, l'ha invitato ad andarsene, per poi denunciare l'accaduto ai carabinieri di quartiere. I militari hanno fatto scattare le ricerche e sono risaliti all'individuo, che ora è finito in grossi guai. Si tratta del primo caso acclarato di richiesta di falsa vaccinazione nel Bassanese. Abbiamo ricostruito i movimenti dell'uomo, la descrizione di come era vestito ci ha consentito di capire con che mezzo fosse arrivato e fosse poi andato via, e abbiamo visto come si è mosso sul territorio e poi abbiamo rilevato il numero di targa appunto del mezzo con il quale si era allontanato una motocicletta. Da qui abbiamo poi fatto ulteriori verifiche finché siamo stati in grado di risalire l'autore di questo reato e a denunciarlo appunto alla procura. Il Maggiore coglie l'occasione per lanciare un appello. Io invito ovviamente tutti i titolari delle farmacie a chiamarci se si verificassero questi eventi, e nello stesso tempo faccio presente a tutti, ai cittadini, che richiedere una prestazione simile equivale a commettere un reato. Ed ora andiamo a Treviso per il centenario degli alpini. Questa mattina le ultime staffette, poi l'arrivo in città per le prime cerimonie. Questa sera cori nelle piazze. Vi ricordo che su Antenna 3 lo seguiremo in diretta dalle 20, poi domani mattina ci sarà lo sfilamento che la nostra emittente seguirà dalle 7:50. Ma noi ora andiamo subito a Treviso, perché per noi c'è il nostro Lucio Zanato insieme a Nicoletta Rizzetto. Lucio, buonasera. Buonasera, siamo in Piazza dei Signori, sta finendo un brano, la fanfara dei congedati della Brigata Alpina Giulia. Con Nicoletta noi entriamo, vi facciamo vedere un colpo d'occhio della piazza. Guardate quanta gente, quanti alpini, ma soprattutto quanti cittadini hanno deciso di seguire questa sera questa serata, che sarà davvero particolare perché è una serata dedicata agli alpini. Sarà una serata e una notte bianca con i negozi aperti, e sarà, diciamo così, la serata che poi prelude allo sfilamento di domani mattina. Tutte cose che noi vi racconteremo in diretta su Antenna 3 dalle 8, dalle 20 dopo i telegiornali, e poi domani mattina dalle 7:50. Mentre teniamo di sottofondo ancora un po' la brigata, la fanfara congedati della Giulia. Io però lancerei il servizio che abbiamo preparato questa mattina, il servizio dedicato alle staffette che questa mattina sono partite dagli ossari e dai sacrari della nostra provincia per ricomporre il logo del centenario, ricomposto oggi pomeriggio davanti al monumento di Piazza Vittorio, al monumento ai caduti, proprio dalle staffette arrivate da ogni parte della nostra provincia. Il servizio. La cerimonia ha inizio con il saluto alla bandiera. Presenti? Arte!
5 staffette della memoria sono partite dai luoghi simbolo: Biadene di Montebelluna, dove si trova il più piccolo ossario d'Italia, Cima Grappa, Bosco delle Penne e Mozze e poi Fagarè e Nervesa. Gli alpini hanno sfilato fra le vie dei comuni, facendo tappe in alcuni territori e consegnando il sigillo man mano ad altre penne nere. Prima della partenza, gli onori ai caduti. Qui siamo a Nervesa, dove il sindaco Fabio Vettori ringrazia gli alpini e ricorda i caduti. Siamo in questo luogo sacro, ricordiamoci sempre che qui riposano 9.325 soldati, appunto 3.000 ignoti, e quindi in un luogo che noi come amministrazione abbiamo il dovere di ricordare, di commemorare, ma soprattutto di tramandare ai nostri giovani questo ricordo del passato, perché non si ripetono più queste tragedie. E poi via, la staffetta è partita. Così a Sacrario di Fagarè, l'alzabandiera, la cerimonia, il ricordo. Non so che vise avessero, come si chiamavano, ma erano tutti ragazzi che come voi hanno speso la loro vita per qualcosa di superiore. Poco distante, i bambini di una scuola elementare che hanno voluto salutare gli alpini con dei disegni. Gli alpini rappresentano l'Italia? Sì, tanto anche. L'emozione di sentire l'inno cantato da questi bimbi. Grazie. Le staffette poi sono entrate a Treviso e hanno raggiunto Piazzale Burchiellati. Da qui, scandite dalla fanfara, congedati Brigata Alpina Giulia, i tanti alpini presenti si sono diretti verso Piazza Vittoria per il momento celebrativo ufficiale. In questo momento Sono un boccia rispetto a loro. Noi ci siamo già visti a Tolmedo, alla Cantore. Senta, quanta nostalgia della Triveneta? Tanta, perché ho fatto la naia a Tolmedo e alla Cantore. Ma perché poi sulla Triveneta ci si vede tutti quanti quelli del quarto raggruppamento, giusto? Sì, e tutti i commilitoni. Ok, grazie, buona continuazione. Noi a questo punto con Nicoletta andiamo più avanti, giusto perché le ultime note ve le lasciamo con la fanfara dei congedati della Giulia. Eccoli qua che si sono un attimo fermati, guardate ancora quanta gente, guardate il colpo d'occhio dei trevigiani. E giusto con queste immagini vi do appuntamento dalle 8, dalle 20 in diretta su Antenna 3 per seguire insieme la notte bianca degli alpini, e poi per chi non potesse questa sera dalle 7:50 domani mattina in diretta seguiremo lo sfilamento degli alpini e tutte le cerimonie per il centenario. Daniela, a te la linea. Grazie davvero a Lucio, grazie a Nicoletta e buon lavoro a loro che sono in piazza a Treviso. Noi parliamo adesso di caro carburante, perché la CGA di Mestre stima che quest'anno le casse dello Stato incasseranno un extra gettito di circa 1 miliardo di euro, 120 milioni dal Veneto. L'impennata del prezzo dei carburanti ha fatto senz'altro bene alle casse dello Stato, anche se ciò è avvenuto a scapito del portafoglio, soprattutto dei veneti. Con la ripresa degli spostamenti e l'impennata del prezzo alla pompa di benzina, diesel e GPL, l'ufficio studi della CGA di Mestre stima che quest'anno lo Stato incasserà un extragettito di circa 1 miliardo di euro. Dal Veneto la quota di prelievo potrebbe aggirarsi tra i 100 e i 120 milioni, in parte ascrivibili ai consumi delle attività che per professione utilizzano quotidianamente un automezzo, come i 610 autonoleggiatori con conducente, i 735 titolari di licenza taxi o i 9.200 aziende di autotrasporto. È superfluo, continua la CGA, ricordare che il prezzo di benzina, diesel e GPL non è determinato dallo Stato. Tuttavia, l'aumento del costo dei carburanti registrato quest'anno ha fatto comunque bene al fisco. Per questo si appella al governo. Questi soldi incassati in più vanno restituiti, in particolar modo ai trasportatori, a quelle categorie che ogni giorno utilizzano l'auto per ragioni di lavoro, come ad esempio i tassisti, gli autonoleggiatori e gli agenti di commercio.
Nel 2021 la benzina è passata da un costo medio di 1,47 euro al litro registrato a gennaio a 1,72 rilevato ad ottobre. Il diesel invece costava 1,34 a inizio anno. Il GPL a gennaio ammontava mediamente a 0,63 euro al litro. 9 mesi dopo i proprietari di veicoli alimentati a gas pagavano invece 0,79 euro al litro. Ed ora siamo alla politica, la conferma è giunta in mattinata, Andrea Martella si candida alla guida del PD regionale. Innanzitutto voglio dire che ho deciso di candidarmi a segretario regionale del PD del Veneto. Così Andrea Martella, 53 anni, già sottosegretario all'editoria nel Conte Bis. Si candida a segretario del PD regionale e lui stesso a darne conferma dopo i rumors dei giorni scorsi. A correre per la stessa candidatura in una sfida a due anche l'ex sindaco di Montebelluna, la trevigiana Laura Puppato, 64 anni. Tornando ad Andrea Martella è lui stesso a svelare le ragioni di questa decisione. Perché ho aderito davvero alla richiesta di tantissime persone di tutto il territorio che mi hanno chiesto di mettermi a disposizione per guidare questa fase così delicata in un momento di grandi trasformazioni, di sfide inedite che il nostro paese e il Veneto sta vivendo. Gli obiettivi da perseguire, specie in vista delle prossime regionali 2025. Lavorare per un PD forte che riparta in vista delle prossime elezioni regionali, preparando un'ampia alleanza che possa essere classe dirigente del Veneto, con al centro il sostegno alle imprese, la transizione tecnologica, digitale, oltre che quella ambientale come elementi per una nuova fase di sviluppo. La prospettiva delle regionali passando prima per il doppio turno amministrativo il prossimo anno su Verona e Padova. A Padova abbiamo un sindaco uscente come Sergio Giordani che ha lavorato molto bene, che ha un grande consenso. Penso che con lui, con la coalizione che lo sostiene, si potrà continuare a governare questa città. A Verona è stato individuato Damiano Tommasi, una personalità di grandissima rilevanza, come candidato. È iniziato un cantiere. Tanta commozione al funerale dei 3 ragazzi di Rovigo morti in un incidente stradale, le note delle loro canzoni, palloncini bianchi e rombo delle moto. Le parole del giovane cantante Blanco accompagnano l'arrivo delle bare di Marco Stocco, Michael Zanforlino e Filippo Bettarello, i 3 amici di Rovigo morti nella notte tra martedì e mercoledì in un tremendo incidente stradale. Le lacrime di migliaia di ragazzi, il dolore non solo di 3 famiglie distrutte ma di un'intera comunità. Difficile anche per il vescovo Pierpaolo Pavanello trovare le parole per spiegare una morte così prematura. Marco, 18 anni appena, era l'unico ad avere la patente. Con lui Michael e Filippo, 17 anni, deceduti sul colpo, e Nicola, 16, che lotta tra la vita e la morte in rianimazione. Nell'omelia si chiede aiuto alla fede per sopravvivere al dolore. Ci fa sentire Gesù vicino a noi e ci rivela un Dio che non è insensibile alla morte. Un Dio, pensate, che soffre con noi. Questo Dio è vicino a noi al punto che manda il suo figlio nel mondo a condividere la nostra morte. La riflessione sulla bellezza e allo stesso tempo la fragilità dell'adolescenza e l'appello agli adulti di aiutare i giovani a crescere. Sono più di 1 migliaio i ragazzi che affollano Piazza Cervi davanti alle porte della chiesa della Madonna Pellegrina di Rovigo. Gli occhi arrossati, le mani che stringono le foto. L'ultimo saluto ai loro amici con palloncini bianchi che volano in cielo e il rombo dei motori delle loro moto. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio. Lutto a Treviso per la morte di Ado Campeol, storico titolare delle Beccherie, aveva 93 anni, ha rappresentato la migliore trevigianità, le parole di Zaia.
Aveva 12 anni quando per la prima volta entrava in quel ristorante, Le Beccherie, che poi per decenni lo ha visto cerimoniere, geniale e appassionato. Correva l'anno 1939 quando il padre Carlo gli insegnò il mestiere. Da allora Ado Campeola è stato testimone di una città in continuo cambiamento, rimanendo però sempre fedele a se stesso, ai suoi valori in cucina come nella vita. La Treviso della guerra, della ricostruzione, di signore e signori del boom economico. È qui, alla fine degli anni 60, che nasce la ricetta unica e inimitabile del tiramisù, il dolce al cucchiaio più famoso al mondo. Artefice la moglie Alba con Roberto Loli Linguanotto. L'unica pecca forse non averla brevettata, ma la storia ha poi dato loro ragione, consegnandoli nel pantheon della ristorazione mondiale. Il caffè deve essere caldo e il savoiardo deve essere girato da una parte giù, cioè con la glassa verso il giù. Non solo tiramisù, le beccherie hanno raggiunto migliaia di palati con il carrello dei bolliti, la sopa coada, simbolo della trevigianità migliore, ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia, fatta di accoglienza e qualità e di quel sorriso garbato che sul suo volto non mancava mai. Tanti ricordi di un'intera comunità fatti di pranzi di famiglia e feste comandate. Noi ci ricordiamo queste cose veramente con una grande morsa nel cuore, perché capisci che è una Treviso che se ne sta andando. Io sono sicuro che i figli, i genitori, appunto quei nuovi ristoratori li stanno prendendo in mano e stanno tornando a quella condizione. Non era importante all'epoca avere la stella, perché ecco, per noi quelli erano già una stella, perché rappresentavano la storia del cibo della nostra città. In tanti in queste ore si stanno stringendo attorno alla moglie Alba, ai figli Carlo e Marina. Ado Campeola avrebbe compiuto 94 anni a dicembre. La città si prepara a dirgli addio martedì 2 novembre alle 15 al Duomo di Treviso. Ed ora andiamo a Padova, torna a riempirsi il Gran Teatro Geox, riprende la stagione dei grandi concerti e lo fa in sicurezza. Ieri sera l'emozione di un grande ritorno sulle note del tempo, quello della PFM. Rock e poesia in un Palageox, tornato finalmente a ripopolarsi dopo quasi 20 mesi. In 2400 hanno assistito al concerto della premiata Forneria Marconi, quella PFM che dall'inizio degli anni 70 ha fatto emozionare intere generazioni e continua a farlo. Il primo grande evento della stagione per il Teatro Patavino, il più grande in Italia, uno spettacolo finalmente a capienza piena ma con tutte le precauzioni del caso. Verifica del Green Pass e mascherine non hanno impedito di cantare a squarciagola e lasciarsi andare alle note del tempo. Da Impressioni di settembre, canzone manifesto del progressive italiano, ai brani più celebri di Fabrizio De André, cantautore che con la PFM siglò uno dei sodalizi fondamentali della musica italiana. Spara a te, spara io, e dopo un colpo spara io, fino a che tu non te ne ricorderai come si sa. Dalla musica dai balconi a quella collettiva e suonata dal vivo, la differenza sta nell'emozione di Patrick Chivas e di Franz Di Cioccio, voce e batterista storico della PFM, uno che di musica se ne intende. Abbiamo appena finito il concerto al Geox, siamo a Padova. Dopo un anno e mezzo a guardarci le mani, a pensare ma cosa possiamo fare, siamo finalmente tornati a suonare, che bello! Dopo la PFM, il Gran Teatro Geox è pronto a ospitare tra gli altri Angelo Branduardi, Massimo Ranieri, Carmen Consoli, la musica giusta per ripartire. Lancette dell'orologio indietro di un'ora questa notte quando ci sarà il passaggio all'ora solare. L'ora solare scatterà esattamente alle 3 quando torneranno ad essere le 2 di notte. Dormiremo un'ora in più e da domani in poi il sole tramonterà un'ora prima. E questa era la nostra ultima notizia. Io vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Moreno Tardivo Tristyle. Potatura ed abbattimento alberi di alto fusto. Presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito. Benvenuti al Meteo. Weekend di Halloween e Ponte di Ognissanti con il maltempo. Una perturbazione atlantica colpirà il nord portando un peggioramento delle condizioni. Vediamo il dettaglio.
Sul Veneto la giornata di domenica 31 ottobre sarà decisamente instabile. Il tempo si guasterà gradualmente, infatti il cielo sarà piuttosto nuvoloso con qualche debole schiarita al mattino. A seguire prime piogge a carattere sparso ma in intensificazione con il passare delle ore. Temperature in lieve calo, minime tra 7 e 10 gradi, massime tra i 13 e i 16 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo localmente coperto con qualche parentesi soleggiata. I rovesci arriveranno in tarda serata. Temperature minime tra 8 e 11 gradi, massime sui 15-16 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove sarà molto nuvoloso anche in questo caso, con piogge via via più diffuse nel corso della giornata. Temperature minime intorno ai 9-10 gradi, massime infine sui 12-14 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Moreno Tardivo Tristyle, potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito.